regione Friuli-Venezia Giulia si trova all'estremo settentrionale del mare Adriatico, alla soglia di ben 3 regioni biogeografiche: continentali, alpina e mediterranea. La particolare collocazione si riflette in un'elevatissima biodiversità di ambienti, specie animali e specie vegetali, che contraddistingue questo territorio a livello europeo. Il Mar Adriatico, in particolare, è caratterizzato da un'inestimabile ricchezza di risorse naturali, marine e ittiche, su cui si basano il turismo, le attività ricreative e la pesca. Per tutelarlo è indispensabile una gestione consapevole, attenta e condivisa delle risorse naturali marine e ittiche di cui è ricco, diretta a garantire anche alle generazioni future il privilegio di continuare a beneficiare di questo patrimonio di inestimabile valore, che appare sempre più minacciato da uno sfruttamento non sostenibile. Il progetto DORI nasce per questo. Finanziato dal programma operativo Italia-Croazia 2014-2020 della Comunità Europea, è il frutto del dialogo tra la regione Friuli-Venezia Giulia, le altre regioni italiane e croate che si affacciano sull'Adriatico e le istituzioni scientifiche di entrambi i paesi, ed è mirato a dar voce alla comunità dei pescatori e degli operatori dell'acquacoltura. L'obiettivo principale del progetto è la sperimentazione di modalità di gestione della pesca e dell'acquacoltura che ne assicurino da un lato la redditività economica, dall'altro la tutela e la conservazione delle risorse ittiche e dell'ambiente marino, attraverso strumenti comuni e condivisi dai partner italiani e croati. A tale scopo, il progetto prevede degli scambi di conoscenze tra operatori delle 2 sponde dell'Adriatico, mediante l'organizzazione di visite studio presso impianti di acquacoltura e aree di pesca in Italia e in Croazia, incontri con responsabili di aree marine protette e gestori dei siti marino-costieri della Rete Natura 2000. Rappresentanti delle contee croate e delle regioni partner italiane, nonché delegazioni di pescatori e delle loro organizzazioni, sono stati guidati in Friuli-Venezia Giulia in una visita agli impianti di San Giorgio di Nogaro e alle aree lagunari dedite alla molluschicoltura che la cooperativa Almar, operativa nel settore dell'acquacoltura, gestisce nella laguna di Marano Lagunare. L'azione pilota che il Consorzio della Piccola Pesca di Monfalcone Trieste sta attuando all'interno del progetto DORI è un'azione che rientra in quelle che sono le sue attività di incremento della risorsa ittica. La novità del progetto è che la stessa modalità che viene attuata qui a Marano verrà attuata su una costa differente, qual è la costiera triestina, che è simile alla costa croata. Per la seppia, risorsa di estrema importanza per il comparto della piccola pesca costiera, grazie a DORI sono proseguiti gli interventi di tutela dello stock, iniziati con il precedente progetto EcoSea, con un'azione pilota sperimentale che ha visto un ruolo centrale dei pescatori nel predisporre dispositivi per la captazione delle uova e nel realizzare un'area nursery per tutelare le prime fasi del ciclo vitale delle seppie. In questo processo i pescatori sono stati affiancati da esperti biologi che hanno garantito un supporto tecnico-scientifico. Il progetto DORI ha dato la possibilità agli operatori del settore di proteggere attivamente lo stock ittico della seppia. Lo scambio di idee tra i diversi operatori dell'Alto Adriatico ha fatto sì di migliorare tutte le tecniche a difesa degli stock ittici dell'Alto Adriatico. Il progetto DORI, grazie al supporto del programma europeo Interreg Italia-Croazia, ha contribuito a ridurre la distanza tra le 2 sponde del Mar Adriatico nei settori della pesca e dell'acquacoltura. Nella regione Friuli-Venezia Giulia, più di 60 rappresentanti provenienti dal mondo produttivo, scientifico ed istituzionale delle regioni italiane e delle contee croate hanno avuto l'opportunità di incontrarsi e confrontarsi sui temi di maggiore attualità per tali settori. L'azione sperimentale sulla seppia realizzata lungo le coste del Friuli-Venezia Giulia dal Consorzio di gestione della pesca artigianale ha consentito di raggiungere un risultato molto incoraggiante, con la schiusa di più del 95% delle uova di seppia incubate nelle aree nursery. Il metodo utilizzato
Potrà così essere replicato per altre specie ittiche e in altre zone dell'Adriatico. I pescatori italiani e croati coinvolti nel progetto hanno rafforzato la consapevolezza di poter essere protagonisti della gestione e conservazione delle risorse che garantiranno il loro futuro, potendo contare sull'appoggio delle istituzioni nella ricerca di soluzioni innovative e condivise per affrontare le sfide future.